Siamo a Clinaz, una frazione del comune di Stregna, 50 anni praticamente abbandonato dalla popolazione, una frazione completamente disabitata. Io non sono originario di questo paese, ho sposato l'ultima nata in questo paese 50 anni fa. Quando venivamo su la domenica in questa casa che è stata ristrutturata, ci trovavamo di fronte a un paese abbandonato, completamente invaso dai rovi, dalla sterpaglia, da un bosco completamente ingestito. Siamo venuti a sapere che c'era questa possibilità da parte della regione, che c'era un aiuto per la pulizia dei boschi e il ripristino dei prati. Abbiamo subito contattato il dottor Luca Postregna, sindaco di Stregna, il quale ci ha illustrato l'operatività e la messa a punto di questa operazione e abbiamo aderito volentieri. Questo è successo 3 anni fa, diciamo non con poche difficoltà. Abbiamo tolto tutto quello che era il soprassuolo. E adesso però rimane il problema del mantenimento. Per il mantenimento già dall'inizio avevamo deciso di affidarci ad un pastore, affidarci a delle pecore e delle capre che ci diano una mano importante per il risultato finale. Adotta una pecora è un'idea che ho avuto per cercare di chiamare qualche persona ad aiutarci in questo progetto di mantenimento dei prati in queste zone ormai abbandonate. Il progetto è molto semplice, si chiede una mano economica, in questo caso si dà un'offerta di 100 euro, si adotta una pecora per 1 anno e poi verrà anche dato un premio, un compenso del 50% in prodotti naturali della mia azienda, che sono salumi oppure miele. Questi soldi che rimangono restano a noi per gestire il gregge che al momento non ha un grande profitto. Quindi le persone che hanno abbandonato le montagne o quelli che amano questi territori sono così spinti a dare un contributo. La filosofia di fondo che sostengo è che in questi territori ci siano 2 modi di abitare. Uno è quello dell'abitatore e uno è quello dell'abitante. Allora, l'abitatore è colui che ha un rapporto attivo con il territorio, che si dà da fare, che ama il territorio e ci vive di giorno e di notte. E il centro delle sue attività è proprio qui. Mentre l'abitante è colui che ha il centro dei suoi interessi altrove e viene qua solamente a riposare, a dormire. Allora, per l'abitatore è importante e fondamentale il prato, perché il prato dà la possibilità di costruire l'intera cultura di montagna e quindi i suoi interessi, le sue attività, la sua economia viene tratta da questo territorio. Mentre per l'abitante naturalmente non è necessario un territorio curato, un paesaggio bello, è necessaria solamente una strada affinché lui possa andare nella sua casetta a riposare. Io vorrei sostenere gli abitatori ed è necessario che ci siano alcuni abitatori, almeno un 5-6 per ogni paesino di montagna, altrimenti tutta la cultura di montagna viene a morire.